Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG come sempre a mezzogiorno in punto. Andiamo subito in diretta ad Arzignano dove è divampato un incendio nell'ex hotel Kennedy, una densa colonna di fumo. Ci dà tutti i particolari Luisa Bertini. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Alle spalle vedete proprio l'hotel, l'ex hotel Kennedy, che ieri in tardo pomeriggio è stato l'oggetto di un intervento, tra l'altro anche molto complicato, dei vigili del fuoco proprio per questa densa colonna di fumo che ha reso anche difficile entrare proprio nella struttura. Il sindaco, ovviamente, Alessia Bevilacqua, sindaco di Arzignano, si è precipitata qui sul posto. Che cosa è successo? Sì, allora ieri una densa colonna di fumo, sono stati appunto chiamati subito i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente, come tutte le altre forze, la protezione civile piuttosto che i carabinieri, la polizia locale, che sono intervenuti tempestivamente. E il problema poi è che appunto l'incendio è divampato nello scantinato, quindi c'era una temperatura elevata, il buio, l'accatastamento di tanto materiale, per cui veramente i vigili del fuoco hanno lavorato duramente appunto per entrare faticosamente. Intervento che si è concluso in tarda serata, fortunatamente, visto che la struttura è disabitata, insomma abbandonata da tempo, non c'era nessuno dentro, ma adesso i rilievi sono ancora in corso. Fortunatamente nessun ferito, poi nessun pericolo di crollo o altro, nessuna persona è stata trovata all'interno, ci sono delle indagini in corso, delle ipotesi, qualche atto vandalico oppure qualcuno che si è introdotto nella struttura per scaldarsi, però al momento sono tutte ipotesi. Ho sentito anche poco fa il comandante dei carabinieri, però al momento non si sa la vera causa dell'incendio. Ecco, al vaglio sono tante le ipotesi. Ieri c'è stata tanta paura, tra l'altro anche ai cittadini sono arrivate diverse le segnalazioni, a voi anche in comune. Sì, c'era tanto fumo, poi naturalmente l'albergo appunto è anche in una zona centrale, quindi anche la viabilità purtroppo ci sono stati dei disagi ovviamente, no? per chi in un orario anche di lavoro, di uscita dal lavoro, però poi è intervenuta la polizia locale e quindi hanno comunque provveduto. E per quanto riguarda le analisi dell'ARPAV? Allora, dei primi controlli non ci sono problemi per l'aria in quanto non c'erano sostanze chimiche o altro. I campioni comunque sono ancora in corso, ma in teoria insomma non c'è alcun problema. Più tardi si troveranno invece la proprietà, si troveranno i tecnici comunali e probabilmente anche l'ARPAV poi per capire perché capire un attimo anche per quanto riguarda tutta l'acqua che è stata utilizzata dai vigili del fuoco, come fare ad eliminarla. Ecco, quindi ovviamente noi saremo pronti a darvi gli ultimi aggiornamenti ovviamente su quello che è la qualità dell'aria, se ci saranno novità anche per le indagini in corso. Appunto abbiamo sentito un ventaglio di ipotesi dal lato vandalico ai senza tetto che potrebbero essersi infiltrati per accendere un fuoco. Tutto questo lo rimandiamo ovviamente al TG della sera, intanto restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, alla sindaca di Arzignano Bevilacqua, grazie molte. Spesso questi incendi sono provocati da persone che trovano rifugio, riparo all'interno di strutture fatiscenti e abbandonate. Questa, come avete sentito, è una delle ipotesi più accreditate. Adesso andiamo subito in diretta da Vanessa Banzato perché c'è cordoglio nella comunità del ragazzo che è stato investito insieme ad altri giovani da un 92enne colpito da malore che poi è morto in questo incidente accaduto a Pagnano d'Asolo. A te Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Io mi trovo assieme al dirigente del CFP di Fonte, Andrea Mangano, la scuola proprio che frequentava Timothy Dalbello. Timothy frequentava la seconda nel settore meccanica, se non erro, era un appassionato veramente di motociclette e allora abbiamo chiesto proprio al dirigente di ricordare la figura di questo ragazzo esplosivo.
Una figura, non sono frasi fatte, di un ragazzo buono, un ragazzo che si faceva voler bene, un ragazzo che era in grado di entrare in empatia con i compagni di classe, entrare in empatia con i professori e con tutto il personale della scuola. Un ragazzo appunto appassionato di motori, un ragazzo con sempre voglia di scoprire cose nuove e che lascia in questo momento un vuoto veramente incolmabile da parte di tutti quanti noi. Ecco, tra l'altro la cosa che appunto è emersa da poco è che tutti e 4 i ragazzi coinvolti in quel terribile incidente di domenica pomeriggio frequentano questa scuola. Sì, tutti e 4, è una coincidenza veramente impressionante. Fortunatamente la cosa ha avuto un rilievo non così grave, perché tutti e 4 sarebbe stata veramente una tragedia enorme, non che questa non la sia ovviamente, e sono tutti e 4 però ragazzi veramente super di questa scuola, ragazzi molto validi e molto preparati. I ragazzi che si sono fatti vivi in questi giorni, ho già parlato con i genitori, vogliono cercare di dare una loro vicinanza alla famiglia di Timothy e hanno già fatto delle manifestazioni ieri sera, hanno chiesto alla scuola, e noi sicuramente lo faremo, un minuto di raccoglimento, una riflessione. E noi abbiamo già spiegato ai genitori che la nostra scuola già da anni ha attivo un percorso di sostegno psicologico, un consultorio familiare, sociale, per far uscire fuori ai ragazzi le loro inquietudini e le loro preoccupazioni. Tra l'altro non so se riuscite dalla regia a farle vedere proprio in queste ore sulla rotatoria dove è avvenuto il dramma, i suoi amici di motocicletta hanno messo questo lenzuolo con su scritto Timothy da lassù dai gas e il numero della sua moto, la 188, con una fotografia anche dello stesso ragazzo, un modo per dimostrare tutta la vicinanza di questi giovani che si sentono ancora, nonostante la perdita, ma in strettissimo contatto con questo ragazzo. Sì, è la cosa impressionante che fa ancora più affetto nei confronti di Timothy, che proprio venerdì della scorsa settimana aveva mostrato ad una nostra professoressa con orgoglio e con soddisfazione l'ottenimento del foglio rosa, del patentino della moto, e aveva detto: prof, ce l'ho fatta, e la prof le aveva detto: vedi che se ti dai degli obiettivi sei in grado di raggiungerli, così come a scuola. E quindi questa ci lascia veramente ancora di più senza fiato e senza parole. I ragazzi si sono riuniti spontaneamente per dimostrare affetto sotto una forma chiaramente materiale, però anche i genitori di Timothy hanno detto: fate del rumore positivo, perché questo è ciò che a lui sarebbe piaciuto, questo è ciò che noi in qualche modo vogliamo per ricordare con affetto nostro figlio in queste forme, insomma, che sono molto significative per dei ragazzi così giovani. Tra l'altro è possibile che questo rumore, soprattutto il rumore dei motori, verrà fatto nel momento in cui verrà data la data del funerale. Sì, è probabile che i ragazzi organizzino un qualcosa di significativo per in qualche modo esorcizzare questo passaggio dalla vita alla morte, in modo tale da non dimenticare e ricordare e tenere nei loro cuori questa presenza di questo ragazzo così buono, così generoso e gentile verso tutti. Direttore, da fonte è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte, grazie a Vanessa Panzatto e al suo ospite. Rivediamo un po' la ricostruzione di questo incidente. Spesso parliamo di ragazzi che hanno trovato la morte per imprudenza, per alta velocità, per uso del cellulare. Questa volta non c'entravano niente, erano fermi con le loro moto e sono stati investiti da questo anziano 92enne che è stato colto da malore, che poi nell'incidente è deceduto. Vediamo. Era un bravo ragazzo, adorabile. Era un grande amico di mio figlio, che sono coetanei.
sono cresciuti insieme. Il suo cuore ha cessato di battere, non ce l'ha fatta Timothy Dal Bello, 16 anni, coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Pagnano d'Asolo. Il giovanissimo era assieme ad altri 4 amici, tutti in moto per una gita. All'altezza della rotatoria della Fornace, lungo la Schiavonesca Marosticana, sono stati travolti da una Citroën Berlingot guidata da Angelo Fantato, 92enne di San Zenone degli Ezzelini. Il pensionato, che era in macchina con la moglie disabile, è stato colto da malore. L'auto senza controllo ha investito il gruppetto di giovani motociclisti, tutti studenti del CFP di Fonte. Nulla da fare per il 92enne morto sul colpo. I ragazzi erano stati invece ricoverati in ospedale, non sembravano gravi, ma le condizioni di Timothy si sono aggravate, tanto da essere trasportato da Castelfranco nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del Cafoncello di Treviso. Nella notte Timothy non ce l'ha fatta, è morto lasciando nel dolore i genitori e le 2 sorelle e la comunità intera di Asolo. A nome di tutta l'amministrazione porgo le condoglianze e la vicinanza ai genitori e alle sorelle. Lo voglio ricordare impegnato a collaborare con le attività della parrocchia, in particolare nel gruppo sostegno parrocchiale di Casella d'Asolo. Il cordoglio lo voglio estendere anche ai familiari di Angelo, l'anziano colto da malore deceduto nell'incidente di ieri. La notizia ha raggiunto gli amici del sedicenne che il giorno dell'incidente erano accorsi sul luogo. La moto era sempre stata la sua passione, la patente presa una decina di giorni fa, la festa per quell'attestato che gli avrebbe permesso finalmente di poter guidare la 2 ruote. Poche ore e il dramma che ha infranto ogni sogno, ogni speranza. In questa rotatoria 2 vittime della strada, età diverse, un'unica tragedia. Servizio di Daniela Sizia. Adesso andiamo a Treviso perché dopo Fleximan arriva Parkman, così l'abbiamo soprannominato, il vandalo che in Piazza Duomo ieri sera ha distrutto tutti i parchimetri in diretta da Treviso. Cristian Arboi. Sì, direttore. Partiamo con questa immagine di Alberto Pivetta, siamo in Piazza Duomo, questa è la colonnina vandalizzata nottetempo, i cristalli liquidi, lo schermo cristalli liquidi che è stato colpito, danneggiato probabilmente con un corpo contundente, poi la schiuma che è stata inserita in tutte le fessure dove solitamente si paga o con le monete o con le carte elettroniche, un copione che si è ripetuto anche in altri dispositivi, su altri dispositivi in giro per la città, in via Luzzati, in via Damiano Chiesa. Lo abbiamo soprannominato Parkman nei giorni caldi di Fleximan e anche Dossoman. Sono ovviamente delle definizioni giornalistiche, ma c'è oggettivamente un problema di vandalismo. La polizia locale, ho sentito poco fa il comandante Gallo, sta già indagando per capire di chi si tratti. Di certo è stata una mattinata di disagi per molti cittadini, per molti automobilisti. Qui con me un trevigiano che ha avuto qualche problema questa mattina. Questo è il quarto. Il quarto. E su ognuno, tranne che su questo, c'è scritto, siccome è fuori servizio, come si chiama il tachimetro qui, recarsi al più vicino. Io mi sono arrivato al più vicino, a un altro vicino, al terzo, questo è il quarto. Allora il comune che scrive sti cartelli si dovrebbe vergognare, perché sa benissimo che il più vicino è nelle stesse condizioni, nell'altro è nelle stesse condizioni, quindi non prendete in giro i cittadini. Quindi è una sorta di via crucis questo. Sì, non si può neanche mettere un cartello, si deve mettere un cartello: oggi non si paga, punto. No, recarsi al più vicino, che uno cammina per la città in cerca di un tassametro non vandalizzato. Scusi. Quindi c'è una carenza di informazioni, resta poi anche il fatto che mettono sti cartelli che sono ingannevoli, perché sa benissimo chi ha messo quel cartello che il più vicino è nelle stesse condizioni e anche gli altri nelle vicinanze. Quindi i cartelli sono ridicoli. Che si vergogni chi l'ha messo. Senta, e se le arrivasse una multa? Non la pago, ma ci mancherebbe altro che pagassi una multa. Il comune dovrebbe pagare la multa, non io.
Grazie, è davvero buona giornata per quanto possibile. Quindi lo hai sentito anche tu, direttore, sono diversi i dispositivi che hanno problemi e diversi i dispositivi che sono stati vandalizzati da questo Parkman. Magari il nomignolo può essere simpatico, però parliamo di reati che stanno provocando un effetto domino ovviamente su chi sta utilizzando in queste ore i parcheggi del centro della città di Treviso. Poco fa una residente mi parlava anche delle telecamere, dice: non fatevi ingannare, qui intorno non ci sono così tante telecamere, non sarà facile identificare, arrivare all'identificazione di questo autore o di questi autori. Staremo a vedere. Nel frattempo ti faccio sentire anche altre voci che abbiamo raccolto. Non so, non ne ho idea. Appena parcheggiato, i soldi ce li ho, ma non so dove andare a parcheggiare, cioè non posso pagare. Io non sono tra l'altro di qua, non sono di qua, arrivo qua per lavoro, è rotto e si fa come si fa. Faccio una foto e la contesterò se dovesse arrivarmi una multa. Non ho modo di poter pagare, voglio pagare, non posso pagare, cosa devo fare? Se il comune ti mette una tassa del parcheggio che certe volte dici pago la tassa tutto il giorno, questo, uno magari dice che basta, però questo non è il modo di comportarsi, basta essere persone civili. Per oggi se ricevo la multa andrò a chiedere il ricorso, perché giustamente se non posso pagare amen. Cioè, ho provato a fare il mio meglio, sono andato fino in fondo di là per poter trovare le colonnine, o non mi permettono di pagare o comunque a sto punto magari che semplicemente basterebbe cambiare un attimo come funziona la colonnina e uno può andare a pagare anche dall'altra parte. Grazie. Come facciamo a pagare? Faremo una contestazione in caso di multa, è l'unica cosa. Se non ci sono possibilità non si può, e non sempre si può fare tutto online come pretendono, anche perché, ribadisco, le persone anziane non è che hanno accesso a questi servizi. L'unica cosa oggi è chiedere al comune che ci sia perlomeno una moratoria. Assolutamente, se non fa la moratoria con gli strumenti rotti non so cos'altro possa fare. Comunque esistono, nel codice civile è previsto così, per cui... Ecco, qui con me, direttore, poi ti restituisco la linea, c'è anche il signor Marco che abbiamo fermato proprio in questo momento. È una situazione un po' di disagio. Lei che cosa chiede al comune? No, chiedo che capiscano la situazione e non vengano a dare le multe, ecco. Per cui io sono qua per lavoro, parcheggio, vado per pagare, non posso pagare, se mi arriva una multa ovviamente è un problema, nel senso la contesterò fino alla morte, per cui solo questo, ecco. Per cui... dopo Fleximan adesso si parla di Parkman. Beh, facciamoci qualche domanda. Evidentemente stanno tirando un po' la corda, per cui... ci sta anche un po' tutto questo, per cui la gente è un po' stanca, cioè, in Francia succedono determinate cose, qua non dico rivoluzioni ma comunque un po' di malcontento questo lo genera, ecco. Quindi un po' tartassati gli automobilisti, lo sono. Diventa eccessivo quando un comune o quando lo Stato vuol guadagnare su questo, ecco, per cui dovrebbe guadagnare su altro, non sulle multe o su queste cose. Soprattutto, ripeto, adesso oggi parliamo comunque di un qualcosa che contrasta il pagamento di una sosta, però forse anche con gli autovelox si è un po' esagerato, no? Per cui andando anche oltre. Grazie Marco, grazie davvero. Ecco direttore, questo è il clima, chiaramente, quindi non c'è una condanna così netta del gesto, e insomma tanti interrogativi sono sullo sfondo di queste vicende che si stanno ripetendo soprattutto qui in Veneto. Ti lascio con questa immagine, ti lascio con le immagini di Alberto Pivetta, direttore. Sono arrivati tra l'altro anche gli uomini della polizia locale, li possiamo vedere. Non so, adesso non voglio avvicinarmi troppo, però c'è una macchina mal posizionata, ma insomma ci lasciamo così. Direttore, grazie e buon proseguimento. Grazie molte, grazie Cristian, grazie molte a te. Poi sentiremo anche il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea
Andrea Gallo, dubito che in queste circostanze la polizia vada a mettere multe sapendo che i parchimetri sono fuori uso. In ogni caso è giusto fare la foto del parchimetro, sulla foto ovviamente risulta la data e quindi nel caso dovessero esserci delle multe si può a quel punto fare ricorso. Parliamo ancora di vandali, di giovani, di baby gang, 7 giovanissimi denunciati dalla polizia. Qui siamo a Padova dopo la violenta rissa per il campetto da basket di Piazza De Gasperi, ed è solo l'ultimo grave episodio che vede protagonisti i minorenni in città e anche nella periferia. Una rissa per il campetto di Piazza De Gasperi con tanto di tirapugni e spray urticante, il progetto di una spedizione punitiva fermata dalla polizia. Sono 7 i minorenni denunciati per l'aggressione a un 16enne a cui non hanno esitato a fratturare ossa e setto nasale. Una settimana per Padova costellata da episodi di violenza con al centro giovanissimi. Da Piazza De Gasperi all'Arcella sono 4 le giovanissime, l'aggredita a 13 anni, le altre 14, che una settimana fa hanno atteso una ragazza all'uscita dalla scuola media. La seguivano da giorni per punirla, per avere messo gli occhi su un ragazzo. Una 14enne riprende tutto, la capetta inizia con un pugno, l'altra finisce il lavoro con schiaffi e un calcio alla testa. Ci spostiamo alla Guizza, dove la scorsa settimana Veronica, cartolaia del quartiere, non avrebbe mai pensato di trovare della droga o un sasso di hashish tra le bottiglie termiche del suo negozio, una scena ripresa dalle telecamere. A nascondere lo stupefacente, sicuramente più di una dose, uno studente della scuola media con un altro che cercava di recuperare la droga, ma non solo. Ai nostri microfoni Veronica racconta come ci sia una banda di giovanissimi adolescenti dediti ai piccoli furti, tanto gang da avere letto un parchetto a punto di ritrovo per spartirsi il bottino. Una città che si era ritrovata al centro anche delle lotte tra trapper. 6 giovani iscritti nel registro degli indagati per questa aggressione a un 25enne di Lecco, sostenitore del trapper Simba Larù, avvenuta nel febbraio 2022 in piazzale Stazione. Il giovane era stato pestato a sangue del supporter del trapper rivale, il padovano Baby Touché, tutto postato sui social per aumentare i follower. Quest'ultimo, protagonista anche di un pestaggio lo scorso giugno nel parcheggio del Pride Village. Fatti gravissimi, il servizio di Chiara Gaiani, e non c'è città in cui non si registrino questi episodi. Vicenza, Treviso, ne abbiamo parlato anche in questi ultimi giorni, e su questo fenomeno delle baby gang, della violenza giovanile, sentiamo una famosa psicologa e scrittrice, cioè Vera Slepoj. Dopo i fatti dell'altro giorno del campetto di Piazza De Gasperi, in cui c'è stata una rissa degenerata in una violenza incredibile, tanto da vedere denunciati alcuni ragazzi, una rissa con anche dei coltelli, dei tirapugni, abbiamo pensato di chiedere alla dottoressa Slepoj, che è qui con me, c'è un problema di modelli per i nostri ragazzi? Sì, assolutamente sì, e anzi sarebbe il caso di iniziare a guardare questi modelli con molta serietà se poi si vogliono fare interventi sia per i genitori che per le istituzioni. È stato strisciante l'acquisizione di questi nuovi modelli che provengono molto dal mondo afro, dal mondo dei trapper, rapper, comunque un mondo che propone una piccola criminalità, quella dei vecchi quartieri americani, quelle comunque dove l'emarginazione sociale diventa comunque vincente, addirittura diventa una proposta culturale. Quindi oggi noi ci troviamo nelle nostre città, nei preadolescenti, nella pubertà che inizia dagli 11 e va poi verso i 16 anni, la scelta schematica ma molto precisa di acquisire quei modelli, cioè quindi i coltelli in particolare che hanno una loro simbologia, la violenza soprattutto per bande, la contrapposizione sociale, ma attenzione anche
i modelli, diciamo, culturali italiani saranno messi nel futuro in discussione, perché nelle nuove generazioni, le ragazzine ad esempio, amano molto accompagnarsi con il personaggio che crea paura, quello, diciamo, che non teme nulla, che non ha nulla da perdere. Quindi accompagnarsi con queste personalità vuol dire diventare protagonisti in quel quartiere, essere temute perché si è protette. Questo è quello che ti riferiscono le ragazze, le ragazzine di 12, 13, 15 anni, che si accompagnano anche con soggetti che hanno già compiuto una storia criminale. Come dire, la criminalità è una suggestione ed è molto diversa, no? Si è molto criticato alcune serie televisive perché proponevano ad esempio la mafia come suggestione, il mafioso, no? Ma adesso è qualcosa di molto diverso, stratificato nei contenuti musicali, nei comportamenti, dove ci sono le catene, dove ci sono tutte quelle simbologie di contrapposizione dove la violenza diventa sistema. Poi ci sono le ragazzine. No, è paradossale che ad esempio con molta serenità si faccia fare alle ragazzine il kickboxing, ad esempio, è molto di moda nelle famiglie che ingenuamente pensano che serva, che sia utile, però in realtà è sempre una proposta dove nella relazione tu proponi l'aggressività e la violenza, ma soprattutto l'affermazione sull'altro, perché oggi il problema sociale è dominare il gruppo, essere protagonisti e soprattutto essere protagonisti che fanno paura e in qualche modo avere una visibilità all'interno di piccoli gruppi sociali che sono non solo le scuole, ma che sono i quartieri, che sono le vie. Qui a Padova c'è stato Piazza Duomo, ci sono stati vari episodi che, a me spiace dirlo, non sono stati con tempestività né monitorati né affrontati. Grazie molto a Vera Slepoi, al microfono di Francesco Rattai. Vera Slepoi, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice, ricordo i suoi libri, L'età dell'incertezza, proprio dedicato agli adolescenti, L'orologio della mente, Le ferite degli uomini, le ferite delle donne, quindi analisi sempre puntuali e grazie ancora. Andiamo adesso a un lutto nel mondo dell'imprenditoria, dei grandi capitani di industria. È mancato all'età di 92 anni Francesco Canella, imprenditore padovano che ha portato per primo in Italia il banco gastronomia servito nei supermercati che sono quelli di Ali. Sentiamo. Non sono bravo, bravi siamo in tutti. Il mondo dell'impresa, la città di Padova intera e il Veneto piange Francesco Canella, scomparso la scorsa notte dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Aveva 92 anni, fondatore e presidente dei supermercati Ali. Da garzone a casolino fino a diventare il titolare di un'importante catena alimentare, Canella ha fondato Supermercati Ali ed è una storia tutta padovana che ha visto cambiare il modo di fare la spesa sul territorio. Nel 1958 l'opportunità di rilevare lo spaccio Onarmo e quelle 195 cambiali pur di riuscire a realizzare il suo sogno. È il 1971 quando apre il primo supermercato Ali in via Curzola a Padova, introducendo in Italia il banco gastronomia servito. 60 anni di lavoro, in bici trasportava generi per un distributore alimentare americano, poi servendo prodotti freschi al banco. Lascia la moglie Rossella, i figli Gianni e Marco e un impero composto da 117 supermercati, 4.737 collaboratori. Un imprenditore controcorrente, rimane famosa la sua battaglia per salvare le feste dei dipendenti della grande distribuzione. Io sarei contrario alla domenica, sarei per fare festa, però la concorrenza mi obbliga perlomeno a tenere aperto mezza giornata. Nelle immagini la festa dei suoi 86 anni con un quadro che lo rese icona. La laurea ad honorem ricevuta nel 2019, la consegna per mano del magnifico rettore Rosario Rizzuto. Meriti economico-sociali, la motivazione, l'impegno ininterrotto nel tempo per una figura imprenditoriale unica a sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio. Uno degli imprenditori che più hanno contribuito allo sviluppo in senso moderno della distribuzione di prodotti alimentari di qualità. Commendatore della Repubblica Italiana, 3 anni fa la festa per i 50 anni della sua impresa. Alla presenza del mondo della politica e del commercio arrivò affaticato ma con le sue gambe. Il suo saluto agli amici di una vita. La mia grande famiglia. Ed oggi sono contento di poter festeggiare
il grande traguardo di 50 anni insieme a tutti voi. Grazie di cuore a tutti. Grazie. Quante volte abbiamo parlato e ricordato i tanti self-made men del nord-est del Veneto, in particolare uomini che hanno creato degli imperi dal nulla, magari partendo da una piccola bottega e poi vedendo crescere l'impresa e dando occupazione a migliaia di persone. Vediamo le reazioni alla scomparsa di Francesco Canella in questo servizio della nostra redazione di Padova. Andando negli Stati Uniti aveva capito di che cosa c'era bisogno nel nostro territorio, infatti è stato il primo a inserire i banconi con gli operatori che danno consulenza e assistenza ai compratori. Un viaggio a Boston con la Camera di Commercio di Milano apre a Francesco Canella il mondo dei supermercati moderni ed è proprio il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, a volerlo ricordare oggi a poche ore dalla notizia della sua scomparsa. Un uomo che è partito da una piccola bottega nella quale lavorava come dipendente e un po' alla volta ha creato un vero e proprio impero, ma soprattutto un impero nuovo, nel senso che essere stato creativo nella scelta di entrare nel mondo della grande distribuzione, è stato creativo anche nel rapporto che è riuscito a creare con i suoi dipendenti nei confronti dei quali ha avuto una grandissima attenzione. Il welfare del gruppo Canella è conosciuto in tutta Italia. Con Francesco Canella il Veneto perde uno dei suoi più grandi imprenditori del food, ma non solo, perde un uomo geniale, buono, sensibile, che ha dedicato parti importanti della sua vita di uomo e di imprenditore al volontariato, alla beneficenza. Ricorda il presidente Luca Zaia quando Canella nel 2018 lanciò una raccolta fondi tra i clienti dei suoi supermercati per aiutare i territori devastati dal maltempo, o quando fece importanti donazioni all'ospedale di Padova in periodo Covid. Ho avuto modo di conoscere personalmente Francesco Canella ed apprezzarne le capacità organizzative e visionarie, un esempio concreto della laboriosità del nostro territorio. Così lo ha ricordato Luigi Brugnaro, imprenditore e sindaco di Venezia. Per il sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari, Canella rappresenta un esempio per le giovani generazioni. Da sempre vicino a lui il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che oggi ha voluto ricordarlo così. Lui aveva una macchina vecchia, lo dico anche sorridendo, una vecchia auto, un Audi, e il dipendente gli ha regalato una macchina perché lui non aveva investito nell'auto, gli ha regalato una macchina nuova a Francesco. Stamattina mi ha raggiunto la notizia, sono veramente dispiaciuto, questa è una perdita per la città importante, un amico veramente. Sì, un tratto comune a questi uomini è la semplicità, l'umiltà e anche il rispetto dei loro collaboratori. Adesso parliamo di proteste in corso, una a Padova, stanno manifestando gli studenti, poi andremo a Malcontenta dove sono sul sentiero di guerra i residenti per questioni di inquinamento. Andiamo da Anna De Roberto a Padova, a te Anna. Sì, direttore, buongiorno, eccoci. Allora, siamo alle mie spalle la Piovego storica mensa di Padova, quartiere universitario, il cuore insomma dell'università, e organizzata da studenti UDU la protesta perché sostanzialmente una delibera della Regione del Veneto ha tolto la gratuità alla mensa agli studenti che hanno avuto diritto alla borsa di studio. Allora, vedete, qui ci sono ritratte i volti di Elena Donazzana, assessore all'istruzione, e del presidente Luca Zaia. Poi chiedo a Federico Cibotto di inquadrare questo, che insomma è un po' il simbolo ovviamente delle mense universitarie. Ci sono le posate, c'è il classico vassoio. Sono con Francesca Pollero, che è all'interno anche del consiglio di amministrazione. Siete arrivati qua da pochi minuti ed avete intenzione anche di coinvolgere tutti gli altri studenti. Quali sono le vostre motivazioni? Cosa chiedete? Beh, innanzitutto chiediamo che questa regione, in particolare l'assessore Elena Donazzan e il presidente Zaia, si prendano le proprie responsabilità e inizino davvero una discussione e a investire in quello che è il diritto allo studio, cosa che al momento non stanno facendo. A Padova più di 2.654 persone al momento non hanno ancora potuto usufruire della borsa di studio per la quale hanno diritto quest'anno. Oltre a questo, le persone
sono invece beneficiarie di borsa di studio, ma in sede non potranno più beneficiare del pasto gratuito. Questo perché tramite appunto la delibera regionale non sarà più possibile, una cosa che noi riteniamo inaccettabile, perché il diritto allo studio va garantito e soprattutto vogliamo che Elena Donazzan e Zaia si assumano le proprie responsabilità. Tra l'altro, Francesca, direttore, ci spiegavano gli studenti che si tratta di una libera di poche migliaia di euro, insomma dalle tasche della regione non escono tantissimi soldi per garantire il pasto gratuito a chi ha avuto diritto ad una borsa di studio. Sì, infatti l'ESU di Padova spendeva poco più di 10.000 euro per garantire appunto il pasto gratuito agli studenti in sede. Questo perché uno studente in sede, anche se beneficiario di borsa, non mangia tutti i giorni in mensa, ma solo quando ne ha necessità. Quindi noi chiediamo che questa cosa venga ristabilita, perché è un diritto fondamentale dello studente poter usufruire di questo servizio. Tra l'altro sono tanti, Francesca, gli studenti arrivati qui a Padova, è una università internazionale, tantissimi appunto anche gli studenti stranieri. È accessibile questa università oggi? Al momento non possiamo definirla un'università totalmente accessibile, sia per quanto riguarda le borse di studio, perché appunto 2.600 persone che ne hanno diritto non possono beneficiarne, poi anche per quanto riguarda gli studenti internazionali, perché se per noi la situazione è già grave, per uno studente internazionale che arriva da un altro paese e non può permettersi di lavorare perché non conosce la lingua, questa situazione viene 1000 volte amplificata. Grazie Francesca. Allora direttore, le immagini dei ragazzi, la protesta ovviamente continuerà nella giornata di oggi, siamo alla Piovego, storica mensa universitaria di Padova. Allora qui da Padova io vi restituisco la linea. Grazie ad Anna De Roberto. E dalla protesta degli studenti universitari di Padova passiamo a quella dei residenti di Malcontenta nel Veneziano. C'è per noi Ilaria Marchiori in diretta. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Malcontenta, come hai annunciato. Vedete, alle mie spalle ci sono dei serbatoi e vi spieghiamo subito di che cosa si tratta. Innanzitutto siamo qui con Enrico Pellegrini, portavoce del Comitato Tutela Salute e Ambiente di Malcontenta, poi insieme a un altro membro del comitato e appunto a un residente. Allora, Pellegrini, innanzitutto grazie di essere qui con noi. Domani c'è un importante consiglio comunale cui voi volete chiedere cosa, o meglio, che cosa accadrà o dovrebbe accadere? Domani si discute in Consiglio Comunale del cosiddetto mancato trasferimento della San Marco Petroli, la società che è alle mie spalle, e che, come dire, questo trasferimento era inserito in una opera di compensazione legato al mastodontico progetto Fusina Moranzani. Un progetto che è stato ridotto, per così dire, a brandelli, modificato nel 2020 tra gli stessi enti che promotori dello stesso piano, anche per così dire all'insaputa anche della cittadinanza. Nel lontano 2008, 31 marzo, è stato presentato qui a pochi metri il piano nella sua generalità. Era un piano ampio di riqualificazione ambientale, lodevole sotto ogni aspetto, però è stato ridotto, come ho detto, a pezzi. Non si sa che cosa succederà. Oggi però abbiamo la discarica a pochi passi dal centro abitato, tonnellate di rifiuti inertati. Le opere di compensazione non sono mai arrivate, la pista ciclabile non è stata attuata, se non nella sua completezza, le opere di bonifiche alternative non sono state attuate, in compenso abbiamo assistito al taglio di 3.000 piante che era il cosiddetto filare arboreo che portava da qui a Fusina, e appunto il mancato trasferimento della San Marco Petroli, che adesso resterà lì dov'è. Non solo, il sedime di appartenenza territoriale di questa società non apparterà più al comune, quindi il comune non potrà più approfondire e amministrare questa parte con delle volontà precise di riqualificazione ambientale, ma apparterà all'autorità portuale. Che significa questo? Significa che come comune non potremo più dire la nostra perché riguarda un'eventuale opera di compensazione legata al trasferimento, e oggi si lavano la bocca a certi soggetti politici individuando in futuro questa zona come un'area verde, ma non apparterrà più al comune, non potrà più amministrarla, quindi apparterrà all'autorità portuale. I cittadini di Malcontenta, quindi, e non solo, ricevono un'altra tegola in testa perché riguarda la loro salubrità ambientale. Qui si vive sempre peggio, purtroppo.
Ecco, ricordiamo tra l'altro che a Malcontenta si combatte da tantissimo tempo anche contro l'inceneritore, c'è il comitato No Inceneritore Fusina che da tempo ha innescato una battaglia. Qui c'è anche proprio un residente, prego signore Emilio, prego si avvicini, eccoci qui. Allora, qui si è parlato tanto di progetto di riqualificazione, insomma ambiente, salute, ma non sembra sia fatto così. Assolutamente no, e riguardo per l'impianto di smaltimento dei reflui civili, devo dire che la fognatura in area Malcontenta è mancante. Le case scaricano ancora la propria fognatura civile nei fossati e nonostante questo non c'è nessun progetto, nessuna intenzione di riqualificare anche l'area di Malcontenta. Poi, ecco, qui abbiamo un altro membro del comitato, prego. Allora, voi domani sarete comunque in Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale che si svolgerà nel primo pomeriggio a Mestre. Sì, saremo in Consiglio Comunale. Come vedete abbiamo 24 serbatoi qua da 124.000 come capacità, da 124.000 metri cubi di combustibile, che vuol dire 124 milioni di litri di combustibile vicino alle case. Vedete, questo qua era un intervento che da 16 anni lo aspettavamo, era un elemento di riscatto per il paese di Malcontenta, perché poteva questa ditta qua trasferirsi in zone industriali 23 ettari e lasciare spazio a un grande parco, praticamente una grande cintura verde che partiva da Moranzani e andava a Marghera, che faceva da demarcazione tra le industrie e il centro abitato. E questo, con questa variante che faranno domani, che approveranno domani in Consiglio Comunale, praticamente verrà cancellato, verrà frantumato questa speranza, questo sogno da parte dei cittadini, e si troveranno ancora con serbatoi in una situazione a rischio, perché questa fabbrica qua è inserita nella zona a rischio rilevante industriale. Ma non è colpa della San Marco Petroli, è colpa delle istituzioni che non hanno disatteso gli impegni presi con i cittadini. E noi chiediamo al Comune di Venezia, che ha firmato nel 2020 questa variazione che praticamente ha impedito questo trasferimento, di rispondere ai cittadini perché l'ha fatto, perché il Comune dovrebbe difendere e rappresentare la comunità, invece in questo caso firmando la fossata, e vogliamo appunto un confronto col Comune di Venezia. Ecco, su questo appello qui da Malcontenta, che per chi non lo sapesse si trova a Marghera, comunque nella zona industriale di Marghera, è tutto. Restituisco la linea allo studio, ringrazio i nostri ospiti. Grazie a te Ilaria Marchiori da Malcontenta. E adesso parliamo dei centri sociali a Vicenza dopo gli incidenti di sabato scorso e gli scontri con la polizia. Molti degli esponenti dei centri sociali erano diretti verso la fiera di Vicenza, dove avrebbero voluto cacciare gli imprenditori del padiglione israeliano. Ci sono stati scontri, interventi e poi anche reazioni politiche in vista anche dei cantieri, dell'apertura dei cantieri della TAV, contro cui si sono sempre scagliati appunto gli esponenti dei centri sociali. Sentiamo da Vicenza. Abbiamo visto di cosa sono capaci i centri sociali e quindi dobbiamo contrastare il fenomeno della violenza. A Vicenza la guerra di strada diventa battaglia politica. Le immagini degli antagonisti che con i volti travisati, caschi, petardi, bastoni tentano di forzare il blocco delle forze dell'ordine durante il corteo anti-Israele diventano la premessa della prossima sfida, quella della TAV, con i centri sociali che hanno già contestato l'alta velocità l'8 luglio del 2023, bloccando Ponte Alto, e che hanno annunciato la loro opposizione ai cantieri che attraverseranno Vicenza in un futuro sempre più vicino. Per questo il centrodestra, con l'ex sindaco Francesco Rucco, ha incontrato il prefetto e il questore per chiedere un potenziamento delle forze dell'ordine in città.
Gli annunci da parte dei Notab sono quelli di portare la battaglia della Valsusa qui sul Veneto e in particolare su Vicenza. La preoccupazione è grande, le avvisaglie sono state date già nei giorni scorsi, dobbiamo non abbassare la guardia e con l'aiuto di prefetto e questore dobbiamo lavorare per la sicurezza e l'ordine pubblico in città. Non è possibile, nel rispetto di quanto accaduto sabato mattina durante la Fiera dell'Oro, la più importante al mondo, ma soprattutto rispetto a quanto potrà accadere nella nostra città durante la TAV e la Donata degli Alpini. Il sindaco prenda una posizione chiara e lo faccia nel rispetto della città e del prossimo futuro. Il centrodestra, con l'apertura dei cantieri TAV, prefigura l'arrivo di antagonisti da tutto il nord Italia. Sollecita il sindaco a prendere una posizione chiara e netta, mentre a prefetto e questore si chiede che non si dia l'autorizzazione a manifestazioni a rischio. Ci aspettiamo da parte di prefetto e questore anche il divieto di manifestazioni rispetto a eventi come quelli accaduti il 20 gennaio, perché riteniamo che siano tutte finalizzate a creare naturalmente scompiglio in città e problemi di ordine pubblico. Da questo punto di vista auspichiamo che anche il governo ci dia una mano. E ieri ne abbiamo parlato a Focus con i nostri ospiti, abbiamo parlato di quello che è successo durante gli incidenti sabato scorso e anche delle preoccupazioni per i cantieri TAV. Abbiamo anche parlato del caso di Ilaria Salis, la 39enne milanese che è stata arrestata in Ungheria per aver accusata di aver picchiato una manifestante di estrema destra insieme ad alcuni complici, che è stata portata in tribunale in catene. Sentiamo cosa ha detto tra gli altri ieri sera Leonardo Padrin. Una persona di 40 anni parte dall'Italia per andare a manifestare contro poi qui sarà la giustizia che dirà che cosa ha fatto, ma va a manifestare in Ungheria contro una sfilata di neonazisti. Cioè, voglio dire, qual è la logica? E dopo è come i black bloc che vengono qui, no? Non c'entrano come i cavoli a merenda, però vengono qui i black bloc da altri paesi, appunto, le trasferte. E dopo sono gli stessi che sventolano le bandiere di Hamas. Voglio dire, un gruppo terroristico che non fa elezioni e che considera le donne delle schiave e delle serve. E sono gli stessi, perché alla fine si travestono un po', ma quelli che sono andati in Ungheria sono gli stessi che sono andati a Vicenza e sono gli stessi che hanno manifestato, anche se la manifestazione non era autorizzata. E non si può dire che in Italia non è permesso di manifestare, perché a volte per attraversare una città dobbiamo fare appello a tutta la nostra pazienza, perché manifestano gli uni, manifestano gli altri. Non male questo sms, me lo fai vedere? E allora sì, l'sms diceva andate a fare l'antifascista in un paese in cui c'era per 40 anni l'Unione Sovietica. Ne abbiamo parlato a lungo ieri sera, grandi ascolti come sempre a Focus. Aspettiamo i vostri commenti, i vostri sms, i vostri WhatsApp anche nella prossima edizione di questa sera alle 21:15. E torniamo alla cronaca. In Veneto, pene ridotte rispetto alle richieste della Procura per gli operatori sociosanitari che sono stati accusati di terribili violenze e maltrattamenti nei confronti degli anziani nella cosiddetta RSA degli orrori, il monumento ai caduti di San Donà di Piave. Vediamo. A quasi un anno di distanza dallo scandalo scoppiato qui nella casa di riposo monumento ai caduti di San Donà di Piave, ribattezzata a Casa degli Orrori, la sentenza nell'aula bunker di Mestre ha lasciato i parenti senza parole. Così non è giusto, dicono. Dopo 4 udienze e oltre 3 ore e mezza di Camera di Consiglio, la sentenza di condanna infatti ha visto una riduzione sensibile rispetto alle richieste avanzate dal PM, che ammontavano a 38 anni totali. I 5 operatori sociosanitari, che erano stati tutti licenziati, accusati dalla Procura di Venezia di aver trasformato il reparto Viola in una corsia degli orrori, tra ripetute violenze sessuali, offese, umiliazioni di vario genere, sono stati condannati. Caduta l'aggravante di aver causato la
morte di una paziente come conseguenza di altro reato, le botte ricevute. Gli imputati hanno potuto godere dello sconto di 1/3 della pena per la scelta del rito abbreviato. Sono 8, 12 quelli richiesti dalla procura, gli anni di reclusione inflitti a Barresi, l'operatore 54enne accusato, l'unico, di violenza sessuale nei confronti di 7 anziane, riprese dalle telecamere. 6 anni, 10 e 8 mesi invece quelli richiesti a Danieli, 5 alla sua compagna e collega Badalamenti per maltrattamenti ripetuti, con atti di violenza, sopraffazione fisica e psicologica, ingiurie e minacce. Infine 2 anni e 4 mesi per Pollazzone e Rosiglioni. Sentenze che hanno aggiunto altro dolore a quello dei familiari, condiviso anche dall'ULSS 4, costituitasi come parte civile insieme alla Regione, mentre il Comune ha chiesto un risarcimento pari a 2 euro a cittadino. Sarebbero state necessarie pene più pesanti, molto più pesanti, per dare un segnale, dare una risposta alle famiglie, anche se questo non restituisce il dolore che hanno provato. Però sicuramente le famiglie hanno ragione. Queste pene, rispetto a queste pene ci si aspettava una decisione più coraggiosa da parte, diciamo, di chi aveva il compito di valutare e giudicare queste persone che hanno commesso dei reati che sono veramente riprovevoli. Ora la sentenza potrà essere appellata. Ci sarà una battaglia legale, penso che i parenti delle vittime la inizieranno a breve, sarà lunga, però come città abbiamo un obiettivo importante ora, è di ripartire con questa casa di riposo, con la nuova struttura, nuovo consiglio di amministrazione, nuove procedure, trasparenza. Questa è la parola d'ordine che io ho chiesto ai nuovi componenti del CDA e alle persone che lavorano. Trasparenza è quello che è mancato in questi anni. Sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso, microfono di Ilaria Marchiori. Gli anziani sono stati maltrattati, brutalizzati, violentati in questa struttura, ma gli anziani sono anche vittime di truffe. Ormai la Marca, per esempio, è invasa da truffatori di ogni genere. Vediamo un'iniziativa che serve a mettere gli anziani in qualche modo in sicurezza. Vediamo. Cosa sono i punti d'argento? I punti d'argento sono degli sportelli o dei punti d'incontro, potremmo dire, per le persone anziane che sono state vittime di truffa. Vittime in casa o al telefono in un'epoca in cui la fiducia può essere tradita da truffe, subdole e contratti ingannevoli, gli anziani spesso si trovano vulnerabili di fronte a pratiche fraudolente e raggiri finanziari. Tuttavia a Treviso arriva un atto concreto grazie a Punto Argento, uno sportello itinerante dedicato alla protezione e al sostegno degli anziani. Lanciato poco prima delle festività natalizie, lo sportello si propone come punto di riferimento contro raggiri e soprusi nei confronti degli anziani grazie alla collaborazione dei servizi sociali, della polizia locale, della prefettura e delle forze dell'ordine. Nei mercati di piazza Matteotti, di San Pelaio e San Liberale, oltre che in vari punti ricreativi, il servizio verrà posizionato strategicamente nei punti vendita locali come nei luoghi di aggregazione. Le istituzioni si avvicinano a quella fascia di popolazioni che magari è meno tecnologica e un po' più indifesa da questo punto di vista, proprio per dire ai nostri anziani che non sono soli e che si devono rivolgere a questi sportelli per trovare risposte a quelli che sono i loro dubbi. Le truffe agli anziani sono in aumento. Nel 2022, dati Istat, sono state più di 25.000 in Italia, la fascia di età maggiormente colpita quella dai 65 ai 70 anni. Le vittime vanno seguite anche a livello emotivo. È molto difficile ammetterlo e il vissuto che poi la persona porta con sé è di disorientamento e di senso di vergogna. L'importante è accogliere anche queste emozioni e questa è la bravura dell'educatore. Il progetto finanziato dal Ministero dell'Interno durerà fino a settembre, poi potrà essere allargato anche in altri punti come nelle farmacie. È un segno tangibile dell'impegno delle istituzioni locali nel garantire la sicurezza e il benessere degli anziani che rappresentano una parte preziosa della società. Treviso è una città che offre tantissimo agli anziani, tanti spunti. Spesso le persone non lo sanno. Ecco che l'educatore diventa un ottimo punto di scambio, di informazione ma anche di raccolta dei bisogni. Truffatori, ladri e vandali siamo messi proprio bene, anche a Bassano del Grappa dove di solito non ci sono episodi di cronaca
cronaca rilevanti, cronaca nera intendo. È stato imbrattato un palazzo storico, Palazzo Bonaguro, vediamo le conseguenze. Vediamo. Palazzo Bonaguro resta così per ora, perché i tempi per ripulire la facciata del monumento li detta la soprintendenza, con buona pace dei residenti, in guerra aperta contro il degrado. Un peccato per Bassano, per la sua immagine e per il ricordo di chi fa visita alla città, anche perché, tanto per dirne una, sabato proprio qui arriveranno centinaia di penne nere, gli alpini da Aosta e non solo, insomma non è proprio un bel vedere questo. Sì, è vero, questo non è sicuramente un bel vedere. I lavori che sono stati fatti subito dopo l'evento, la soprintendenza è venuta a Bassano per controllare, perché qui abbiamo scritte sia sulla parte lignea che sulla parte in pietra, a controllare quali potessero essere le possibili soluzioni per la sua pulizia le cui soluzioni sono state concordate con l'ufficio tecnico comunale, che poi a sua volta ha fatto la domanda, è già depositata in soprintendenza. Noi contiamo che a giro di breve, di una decina di giorni, ci arrivi anche l'autorizzazione, poi partiamo subito. Abbiamo già individuato un paio di ditte che possono farci l'offerta per poter effettuare il lavoro, questo appunto per accorciare i tempi e poter ridare a questa facciata un po' di dignità. Un po' di dignità, dice il vice sindaco di Bassano del GRAP ad Alex Giuliano, e invece i carabinieri di Santo Stefano di Cadore hanno individuato il presunto autore del danneggiamento al box Prevelox in via Udine compiuto nella notte fra sabato e domenica scorsi. Pensate, proprio la strada, questa è la strada in cui Angelica Utter con la sua Audi investì e distrusse un'intera famiglia di Favaro Veneto. Nessuna emulazione di un fenomeno né strategie o piani collegati ad azioni complesse, afferma il comando provinciale dell'Arma in una nota ufficiale. Infatti il responsabile è un ragazzo, non ha niente a che fare con Fleximan e la banda di coloro che segano i pali dell'autovelox. Vediamo. Il gesto isolato ed estemporaneo di un giovane del posto durante una nottata, quella fra sabato e domenica scorsi, piuttosto movimentata per i residenti nelle vie immediatamente adiacenti alla piazza del paese. È un ragazzo di Santo Stefano di Cadore, il presunto autore del danneggiamento al box Prevelox in via Udine, la strada in cui lo scorso luglio morirono investiti Mattia Antoniello, il papà Marco e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Alla sua individuazione i carabinieri della stazione del comune del Comelico sono arrivati in meno di 48 ore di indagini meticolose. Ieri sera il giovane è stato convocato in caserma e non ha potuto far altro che ammettere la sua responsabilità, che gli è costata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento. Nessuna emulazione di un fenomeno né strategie o piani collegati ad azioni complesse, precisa il comando provinciale dell'Arma, per specificare che sin da subito quel danneggiamento era parso qualcosa di decisamente scollegato dalle gesta di Fleximan. Le indagini puntigliose hanno chiarito i contorni della vicenda che, aggiunge il colonnello Enrico Pigozzo, sarebbe sbagliato indicare come una bravata. Chi pensa, e non è il caso di Santo Stefano, spiega il comandante dell'Arma, che distruggendo questi apparati si fa giustizia sociale, non ricorda che l'analisi dell'incidentalità sul nostro territorio e gli esiti dei servizi svolti in diverse zone montane per contrastare chi usa le strade come fossero un autodromo dimostra che far rispettare i limiti di velocità dentro e fuori i centri urbani è un'azione che salva la vita delle persone. In regia per questa edizione di Focus Italo Morao e Alessandro Granziera. Andiamo avanti con i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa che assieme a quelli forestali di Vicenza hanno denunciato 2 uomini di Venezia ritenuti responsabili del furto di un cucciolo di macaco avvenuto tra il 30 e il 31 luglio del 23 all'interno del parco faunistico Cappeller di Cartigliano. E qui vediamo il macaco in questione. Dai primi accertamenti compiuti sul posto era emerso che 2 uomini si erano introdotti all'interno dell'area del parco dopo aver reciso alcune reti e forzato un lucchetto. Avevano raggiunto la piccola comunità di macachi formata da una coppia riproduttiva
e da 4 figli, tutti riuniti in una gabbia. Dopo aver allontanato con la forza gli esemplari più grandi, picchiandoli con dei bastoni, avevano prelevato la scimmietta neonata fuggendo in auto. Il cucciolo era stato poi ritrovato il giorno dopo il furto in un comune nel Veneziano da una persona che aveva dichiarato di averlo visto chiuso in una gabbia per strada. In realtà si trattava di uno dei 2 ladri che, vista l'impossibilità di accudire il macaco, ne aveva simulato il ritrovamento. La piccola scimmietta appartiene a una specie tutelata dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione, firmata a Washington nel 1973. Dalla visione dei filmati è poi emerso che l'uomo aveva fatto visita al parco faunistico con la propria famiglia e un'altra famiglia. Le donne e i bambini si erano poi allontanati con un'unica macchina, i 2 uomini nell'altra. Si tratta di un 37enne, quello che aveva riconsegnato il cucciolo, e di un 35enne, i quali sono accusati di furto pluriaggravato in concorso, maltrattamenti e lesioni di animali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono previste pene più severe ed era ora per chi maltratta gli animali, come è accaduto in questo caso, addirittura con questi piccoli macachi presi a bastonate. Allora andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo sempre da voi con Focus TG, è sempre in diretta. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, vi abbiamo dato in apertura del telegiornale la notizia dei vandalismi compiuti a Treviso in Piazza del Duomo. Sono stati praticamente messi fuori combattimento i parchimetri dai soliti vandali. Andiamo subito in diretta da Christian Arboit, che è in compagnia del sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. A te Christian. Sì, direttore, siamo a Palazzo Rinaldi, il sindaco Mario Conte è appena arrivato perché c'è un'importante conferenza stampa in corso sulla violenza di genere, ne parleremo diffusamente, ma la notizia di oggi, del giorno, è questo Parkman, così lo abbiamo soprannominato, che ha vandalizzato le colonnine, i parchimetri del centro, provocando anche dei disagi, un nomignolo che può apparire simpatico ma c'è poco da ridere. Sì, è l'ennesimo atto vandalico che ovviamente costerà alla comunità, perché è fondamentale far capire agli autori di questi gesti, ma anche a tutti gli altri cittadini, che se questa deve essere un'azione di protesta nei confronti dei sindaci, delle istituzioni, in realtà poi il danno deve essere pagato comunque dalla comunità. E quindi io condanno. Adesso stiamo con la polizia locale, attraverso le videocamere di sorveglianza, cercando di capire chi è il responsabile di questi atti vandalici che hanno provocato ingenti danni. Sono 3 le colonnine che sono state vandalizzate, però davvero non ha senso tutto questo, perché se noi dobbiamo cominciare a capire, a giustificare gesti come questi, significa che dobbiamo capire tutto, e quindi significa che è finita anche una civiltà basata sulle regole di reciproco rispetto, e quindi la piega che stanno prendendo questi episodi francamente è brutta, non deve essere né capita né tollerata, deve essere condannata da parte di tutti. E poi il rammarico è che comunque ogni singolo cittadino, anche chi non ha l'autovettura, sarà costretto in minima parte a ripagare i danni di questi atti vandalici. Senta, noi abbiamo sentito tante persone anche in diretta proprio qui su Rete Veneta, tanti cittadini chiedono almeno oggi una moratoria su eventuali multe per le soste, visto il disagio. C'è da dire che le colonnine per il pagamento dei biglietti sono numerose e sono a poca distanza. Ovviamente noi non è che possiamo farci carico di un condono tombale per la giornata di oggi. Ovvio che se qualcuno non ha la possibilità di pagare il biglietto perché la colonnina più vicina per lui risulta troppo distante, deve segnalarlo agli uffici, però l'appello che faccia è quello di spostarsi alla colonnina vicino e essere regolari nel pagamento del parcheggio.
Senta, più in generale, Sindaco, c'è un clima di intolleranza verso la legalità per certi versi, perché Autovelox, quindi Fleximan, poi c'è stato Dossoman, adesso Parkman, e insomma c'è un sentimento un po' montante, la preoccupa e soprattutto anche la politica forse lo sta strumentalizzando. Beh, chi strumentalizza questi episodi e soprattutto minimizza o addirittura giustifica sbaglia, perché ci sono delle regole che in una civiltà democratica devono essere rispettate da tutti. Le regole servono per favorire la convivenza reciproca. Se cominciamo a giustificare, allora dobbiamo giustificare anche le scritte nelle scuole, dobbiamo giustificare gli imbrattamenti dei monumenti, perché ogni manifestazione di disagio deve essere in qualche modo giustificata. Ecco, io sono dell'idea che tutti i disagi devono essere manifestati, ma sempre nel rispetto delle persone e soprattutto nel rispetto del bene comune. Chi danneggia, chi abbatte gli autovelox, chi mette fuori uso le colonnine dei parchimetri, chi imbratta le scuole compie un reato e deve essere condannato senza se e senza ma. Se cominciamo a giustificare significa che è finita la convivenza sociale, significa che non ha più senso nessuna regola e significa che per ogni minimo disagio ognuno si può sentire libero di non rispettare le regole di reciproco rispetto. Grazie, chiarissimo. Sindaco Mario Conte, le posso fare una domanda veloce di attualità? Allora, la prima, l'accordo Italia-Africa, se ne parla tanto in questi giorni, la Premier che ha incontrato a Roma i leader africani, secondo lei questo è un buon accordo? Con il tempo si andranno a diminuire gli sbarchi, quindi la pressione migratoria? Ma io sono sempre stato dell'idea che dobbiamo creare le condizioni a queste persone che cercano un futuro migliore, al di là di scappare dalle guerre, scappano anche dai cambiamenti climatici, scappano dalla povertà, scappano da situazioni certamente molto più disagiate rispetto alle nostre, e credo che un paese civile cerchi di creare, investendo lì, le condizioni per garantire loro un futuro nel loro paese. Quindi io sono assolutamente favorevole nell'idea di progetto di sostenere l'Africa, poi nelle modalità, nelle quantità mi riservo anche di capire cosa prevede questo accordo, però bene ha fatto il governo ad investire in Africa, anche perché può essere un alleato importante nel cercare di governare questi fenomeni migratori. Ecco, la situazione alla caserma Serena com'è attualmente, cosa prevede per i prossimi mesi, calcolando che si sta avvicinando comunque la primavera e come sappiamo all'inizio dell'anno, nei primi mesi dell'anno, c'è sempre un aumento dei flussi. Beh, io ho parlato chiaro con il Ministro, evidenziando come Treviso sia sempre stata una città accogliente e disponibile nei limiti e nei numeri che ci consentono però di gestire al meglio ed evitare eccessivi disagi per i cittadini. La caserma Serena era arrivata a un numero di ospiti all'interno di quasi 800 persone, che è un numero esagerato, insostenibile, e il ministro è stato il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni sono stati di parola, perché pochi giorni dopo il mio incontro hanno cominciato un processo di alleggerimento, tant'è che oggi si registrano circa la metà delle presenze, che è un numero comunque importante, però metà rispetto a quello di qualche settimana fa. Questo è anche un segnale che abbiamo voluto dare alla comunità trevigiana, soprattutto tutti coloro che vivono nelle vicinanze della caserma Serena e che giustamente mi evidenziavano tutta una serie di disagi. L'obiettivo è quello di continuare un seppur lento processo di svuotamento, però questo poi dipenderà anche da altre situazioni che non dipendono da noi. Grazie Sindaco Mario Conte, Presidente dell'ANCI regionale. Con Alberto Pivetta, adesso Direttore, raggiungiamo la conferenza stampa sulla violenza di genere. Sono stati diffusi anche dei numeri abbastanza impressionanti, una donna su 3 vittima di violenza, anche nella Marca trevigiana l'85% di queste violenze compiute all'interno delle mura domestiche. Per questo da qui ai prossimi mesi scenderanno in campo estetiste e parrucchiere
parrucchiere, gli operatori del benessere della Marca, con azioni mirate proprio per intercettare il fenomeno e creare quella rete necessaria per prevenire questo tipo di fenomeni. Per il momento da Palazzo Rinaldi è tutto. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Christian Arboit, al sindaco Conte. C'è un alto tasso di inciviltà in questo paese. Se pensiamo che in Austria ci sono distributori di giornali che sono come dei sacchetti di plastica in cui vengono infilati i quotidiani, e i lettori comprano il quotidiano e lasciano i soldi, e quasi mai si riscontrano anomalie. Immaginatevi un sistema del genere in questo paese, sparirebbe tutto il sacco. Come si dice, ne troveremmo due. Sugli stranieri ha parlato Mario Conte, dei migranti. Un dato incontrovertibile è la nostra popolazione che invecchia, ma con un aumento dei residenti che arrivano da altri paesi. Vediamo. Questo a Mestre Marghera in particolare. Negli ultimi 20 anni la popolazione straniera residente nel comune di Venezia è aumentata in alcune zone del 400%, in altre zone del 600 o dell'800%. In 2 decenni il numero di stranieri residenti a Mestre è aumentato del 631%, a Marghera dell'867%, un record. E come a Marghera, anche a Mestre più di un residente su 4 è straniero. In pochissimi anni grosse porzioni del comune di Venezia hanno completamente cambiato faccia. Se lo spopolamento della laguna è materia nota e ampiamente documentata, la fuga di oltre 30.000 residenti registrata nell'entroterra veneziano durante l'ultimo decennio e i massicci arrivi dall'estero hanno trasformato profondamente la società a Mestre e a Marghera. Maurizio Busacca è un ricercatore dell'Università di Ca' Foscari che ha compiuto lo studio per la Fondazione Pellicani. Il fatto che in questa città i 2 principali mercati del lavoro siano quello del turismo e quello dell'industria determina una capacità di attrazione della città molto, molto bassa, e soprattutto di persone poco qualificate, con poche competenze specialistiche, e questo va a configurare uno scenario che non ci fa ben sperare per il futuro di questa città, perché rischiamo di entrare in una spirale di progressivo impoverimento. Una città sempre più povera attrae un tipo di immigrazione sempre più povera. Come documentato dai dati di Veneto Lavoro, l'appiattimento dell'economia cittadina ad una monocultura turistica capace di produrre prevalentemente posti di lavoro tra i facchini e i camerieri ha provocato a Mestre e Marghera fughe e arrivi di residenti con una rapidità impressionante, e secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reso Venezia il comune con il reddito pro capite più basso dell'intero nord-est, oltre ad averne modificato nelle fondamenta il tessuto sociale. Il fatto che questo fenomeno sia limitatamente governato determina una presenza di numerosi conflitti che poi noi vediamo quotidianamente nelle piazze. Quello che noi tendiamo spesso a chiamare degrado in realtà è la manifestazione di forme di conflitti, di processi sociali che non sono governati. Servizio di Filippo Fois, ed è stato un kosovaro, Fandaj Bujar, quarantenne, ad uccidere Vanessa Ballan. Oggi il killer ha scelto il silenzio, rilascerà probabilmente delle dichiarazioni spontanee nei prossimi giorni. Aveva deciso di parlare davanti al pubblico ministero Michele Permugnan, ma all'ultimo momento ha scelto di rimanere di nuovo in silenzio, così come si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto. Bujar Fandaj, il quarantenne che ha ucciso a coltellate Vanessa Ballan, 26 anni, incinta del compagno, ha scelto di rilasciare ora delle dichiarazioni spontanee, e lo farà nei prossimi giorni. Queste avranno però validità probatoria solo se l'artigiano kosovaro facesse delle ammissioni autoaccusatorie. L'uomo deve rispondere di reati che vanno dall'omicidio pluriaggravato, contestata anche la premeditazione, violazione di domicilio e porto abusivo d'armi e oggetti atti ad offendere. Il 19 dicembre scorso l'uomo aveva fatto irruzione nell'abitazione della giovane mamma e dopo averla colpita a mani nude l'aveva uccisa a coltellate. Agli investigatori il difficile compito di ricostruire la relazione tra i due, i messaggi, le chiamate, fino alla denuncia di Vanessa, perseguitata dal quarantenne che non accettava la fine di quella relazione.
E a Castelfranco una giovane donna nordafricana, madre di 3 figli, è stata condotta in una struttura protetta della polizia locale perché era stata aggredita dal marito. I bambini sono stati prelevati a scuola e poi portati dalla mamma. Siamo intervenuti con il comando della polizia locale congiuntamente con il 118 e quindi siamo stati in grado di mettere in sicurezza una situazione che poteva degenerare. Il marito l'aveva aggredita stringendole già le mani intorno al collo. Era in stato confusionale una giovane donna di origini nordafricane quando 2 pattuglie della polizia locale di Castelfranco si sono presentate alla porta dell'appartamento di via San Martino e Solferino. Gli agenti hanno immediatamente attivato il protocollo per la violenza domestica. La donna, supportata da uno psicologo, è stata accompagnata in un luogo protetto, mentre insieme a un assistente sociale una pattuglia dei vigili ha prelevato da scuola i 3 figli minori portandoli nella stessa struttura della mamma. Una delle azioni che possono prevenire i femminicidi sono quelli di essere pronti ad intervenire laddove si manifestassero delle situazioni di violenza piuttosto che di maltrattamenti, piuttosto che di disagio nelle famiglie. Sempre più la formazione coinvolge gli agenti di polizia locale che non fanno più esclusivamente multe per trasgressioni del codice della strada, ma sono chiamati a dare servizi e supporto a 360 gradi rispetto ai disagi che le comunità vivono. Le cause della violenta lite sfociata nell'aggressione sono al vaglio. Dell'episodio è stata informata la Procura della Repubblica. Come in questo caso, essenziale è che chi assista o percepisca situazioni di rischio avvisi le forze dell'ordine. Fondamentali sono le segnalazioni che arrivano dai vicini piuttosto che le segnalazioni che arrivano da coloro che assistono magari direttamente o indirettamente a situazioni, mi ripeto, di disagio forte. E c'è l'allarme smog in tante città del Veneto, è scattato a Treviso, stop ai veicoli diesel fino agli Euro 5. Il Comune sta anche vagliando la questione della ricreazione all'aperto per i bambini. Abbiamo una certa preoccupazione, è chiaro che a vedere la mappa del Veneto praticamente tutte le città sono in quella condizione, eccezione delle città dove c'è forte ventosità. L'inversione termica in questo momento è un problema, vediamo le temperature in montagna e soprattutto non c'è possibilità nei prossimi giorni di tornare indietro a questa situazione. Smog alle stelle, è scattata a Treviso l'allerta rossa. Dopo 10 giorni consecutivi di sforamento dei valori delle polveri sottili partono le limitazioni al traffico previste dal livello più alto d'allarme per l'inquinamento dell'aria. Stop alle auto a benzina fino a Euro 2 e ai veicoli diesel fino a Euro 5 compresi i mezzi commerciali per i quali però la limitazione termina alle 12:30. Numerose le deroghe previste consultabili sul sito del Comune. L'inquinamento dell'aria in questi giorni è preoccupante, tanto che i sanitari consigliano di utilizzare le mascherine all'aperto. Altra questione al vaglio del Comune è quella della ricreazione all'aperto per gli studenti. Quello è l'USL che lo determina e a quel punto il sindaco dovrebbe prendere questo provvedimento. Stiamo anche valutando la questione scuole perché chiaramente i bambini all'esterno sono un altro tipo di situazione, però con i riscaldamenti accesi rischiamo di fare l'esatto contrario. Quindi è tutta una seria valutazione di quelli che sono gli effetti e le cause e quali sono i migliori benefici. Il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera nel servizio di Marta Marangon aumenta la preoccupazione per l'inquinamento, diminuisce quella del Covid perché è stato superato il picco e quindi l'ondata è nelle fasi finali. Il picco di influenza e Covid che tra dicembre e gennaio ha costretto a letto migliaia di padovani è passato e si sta avviando alle fasi finali. La conferma arriva dai vertici dell'USL Euganea. Secondo uno studio però quella passata è stata una delle ondate di Covid più grande dall'inizio del 2022. Sulla carta sembra che la situazione si sia molto alleggerita ed è anche così perché i casi gravi si sono ridotti, abbiamo una frequenza molto minore. Tuttavia possiamo ritenere che esista una situazione per cui il Covid risulta sottodimensionato in quanto è calata la propensione a farsi il tampone come è percezione comune. Tuttavia esiste un dato statunitense dove esistono
esiste lo stesso tipo di problema, che è andato a analizzare la presenza di virus SARS-CoV-2 nelle acque reflue, e questo sembra indicare che ci siamo trovati di fronte alla seconda ondata più frequente dall'inizio della pandemia, dopo quella del gennaio 2022. L'incidenza del Covid è rimasta bassa, nel Padovano 18 casi ogni 100.000 abitanti, ma tanti non fanno più il tampone. I ricoveri per i casi gravi riguardano poche unità. Anche se chiaramente la situazione è molto meno grave, però esistono ancora pericoli per le persone anziane, quelle immunodepresse, quindi è bene continuare la politica della vaccinazione. L'intervista di Valentina Visentin della nostra redazione di Padova. Intanto l'Associazione dei Costruttori Edili di Treviso e di Rovigo ha adottato il cantiere ad impatto sostenibile per accompagnare le imprese nel percorso alla sostenibilità, la tutela dell'ambiente, la decarbonizzazione, la legalità, la sicurezza dei lavoratori. Cantieri edili con un bollino argento, oro o platino ad evidenziarne l'impatto sostenibile e l'attenzione alla sicurezza dei lavoratori. Arriva da ANCE Rovigo Treviso la spinta a cantieri sempre più sostenibili, con la certificazione dell'impegno dell'impresa edile per la tutela dell'ambiente, ma anche della sicurezza dei lavoratori e della legalità. Presentato a Palazzo Giacomelli il nuovo codice di condotta modulato dall'esperienza di ANCE Milano. Si sono messi insieme per poter dare un ulteriore slancio ai temi della sostenibilità in tema edilizio, ma non solo, perché coinvolge tutta la filiera che sta dietro al mondo edilizio. Cantiere Impatto Sostenibile è un codice di condotta volontario che prevede una serie di comportamenti per le aziende sottoscrittrici, grandi imprese ma anche quelle meno strutturate, più piccole, per accompagnarle nel percorso legato alla sostenibilità. E farle arrivare pronte quando avere queste cose e non averle sarà una discriminante, ecco, quindi sarà necessario che quelle imprese siano preparate ad affrontare un tema come quello della sostenibilità che sta entrando nel vivo di tutti gli argomenti, perché ci viene chiesto dalle pubbliche amministrazioni, ci viene chiesto anche dal sistema bancario. Il sistema delle costruzioni negli ultimi anni è stato profondamente segnato dalla lievitazione dei prezzi, legato da un lato alle politiche dei bonus, dall'altro a congiunture internazionali. Ora si registra un calo dei costi dei materiali, ma difficilmente questo si tradurrà in una diminuzione dei prezzi finali. Quello che ho visto io, che ad esempio il ferro, che nell'aprile 2022 ha avuto un'impennata pazzesca, adesso lentamente sta ritornando. Quello che vedo con più fatica è chi mette mano a un listino in aumento, si fa fatica a tornare indietro. Partiamo comunque da una base dove l'energia si paga di più, e in questo paese si paga il 20% circa in più rispetto alla Germania, quindi è ovvio che le imprese qui partono un po' sfavorite. L'augurio è che tutto si possa ristabilire. Poi c'è anche il dato dell'inflazione, era 10 anni che non c'era questo dato in aumento nel nostro paese. Diciamo che una serie di elementi hanno influito sull'aumento dei costi. Tanto sta prendendo piede l'ipotesi della privatizzazione delle poste italiane, c'è un grosso dibattito su questo, siamo andati a sentire i cittadini. Il rischio della privatizzazione di un'ulteriore quota di poste italiane divide l'opinione pubblica, generando un vivace confronto tra sostenitori e oppositori. Penso che sta svendendo le poste. Quando un governo è al limite del fallimento, per far cassa fa questo, no? Come possiamo impoverirci vendendo le cose, i gioielli di famiglia? Non è ammissibile, secondo me. Io penso che quando una cosa viene fatta dallo Stato, viene fatta sempre male e con tanto tempo. Se è fatta da un privato, sembra molto più veloce e anche più cortesi. Coloro che sostengono la privatizzazione argomentano che l'apertura delle poste al settore privato potrebbe portare a un miglioramento dei servizi offerti, maggiore efficienza operativa e una modernizzazione della gestione. Secondo lei si corrono dei rischi? Ma penso di no. Abbiamo privatizzato tutto quanto, penso che privatizzare anche le poste non sia nulla di nuovo. I favorevoli sostengono inoltre che la competizione nel mercato potrebbe incentivare l'innovazione e portare a tariffe più competitive per gli utenti.
Ma io non credo che i servizi peggiorino, bisogna sempre controllare naturalmente l'evoluzione del nuovo gestore. Anche, non so, la telefonia è stata privatizzata, però alla fin fine l'evoluzione è stata positiva e non negativa per i vari utenti. Cioè, ci abbiamo guadagnato come spesa, come gestione, come portabilità, e quindi credo che sia anche questa un'opportunità. Gli oppositori temono che la cessione delle poste al settore privato possa compromettere l'accessibilità e la qualità dei servizi, soprattutto nelle aree rurali e meno redditizie. Alcuni temono inoltre dei tagli del personale. Non sono molto d'accordo. Mi pare una cosa di cui non c'è bisogno, c'è abbastanza di privatizzato, meglio tenere delle cose pubbliche. Mentre il governo valuta le sue opzioni, resta da vedere quale sarà il futuro delle poste e come tale decisione influenzerà la vita quotidiana dei cittadini italiani. Servizio di Nicola marcato, altri 2 minuti di break pubblicitario e poi torniamo. Ci sono buone notizie per la pista di bob e Skelton a Cortina d'Ampezzo in vista delle prossime Olimpiadi del 2026. Ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle Infrastrutture Salvini, ha infatti approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti che permetteranno il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. L'oggetto del contendere è lo Sliding Center di Cortina d'Ampezzo, cioè l'impianto destinato a ospitare, secondo il master plan originario, le gare di bob slittino e Skelton. Il Consiglio dei Ministri ha individuato in ANAS il soggetto attuatore dei 5 interventi necessari per le infrastrutture stradali legate ai giochi, modificando nel contempo la governance di Simico, che è l'azienda di Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 SPA. Vedete in queste immagini anche quello che sarà, diciamo, il circuito del bob e dello Skelton. Ancora ci sono polemiche, ci sono ritardi, c'è praticamente un commissariamento ordinato dal Ministero delle Infrastrutture, si parla della possibile sostituzione dell'amministratore delegato, insomma un vero e proprio caos in vista dei Giochi invernali del 2026, con però l'ipotesi, che ormai sembra una certezza, che la nuova pista da bob sarà costruita a partire dal 15 febbraio dall'unica impresa che ha partecipato al bando, alla gara per la costruzione. Iniziano giovedì 1 febbraio invece i lavori al ponte della Veneggia a Belluno. Il cantiere comporterà la chiusura totale del traffico per circa 2 mesi, quindi è bene tenerlo presente. Il piano per la viabilità alternativa è stato presentato a Palazzo Rosso. Tutte le attività economiche che ci sono in via Tiziano Vecellio non devono temere nulla. L'accesso a queste attività rimarrà comunque come prima, quindi Tiziano Vecellio nel doppio senso di marcia. Tanto tuonò che piove, ma a ben vedere, salvo forse qualche disagio limitato per gli automobilisti, da giovedì i lavori di rifacimento del ponte della Veneggia, che ne comporteranno la chiusura totale per circa 2 mesi, non causeranno scossoni di sorta. Certamente non alle numerose attività economiche della zona di via Tiziano Vecellio. Da oggi in distribuzione 400 dépliant informativi con la descrizione puntuale delle deviazioni che riguarderanno naturalmente anche i mezzi pubblici. Il traffico di scorrimento si sposterà su largo Ugo Neri, la strada parallela interna che attraversa la zona artigianale, doppio senso di marcia in via Vecellio fra l'intersezione con via degli Agricoltori e via del Candel, che diventerà temporaneamente a senso unico. È una cosa che stiamo pensando da mesi, è una cosa che abbiamo visto insieme alla provincia per quanto riguarda il TPL all'autonomia di bus.
abbiamo pensato anche di cercare di trovare delle soluzioni alternative, ma per rendere proprio permeabile tutta la zona. I ritardi accumulati per i lavori sono stati estenuanti, i dettagli sono stati definiti questa mattina in un vertice definitivo con Provincia e Dolomiti Bus. Ora risolto l'ultimo inghippo, cioè lo spostamento di un cavo della Telecom che passa proprio di fianco al ponte, il cantiere da 600.000 euro finanziato interamente con i fondi PNRR è praticamente ai nastri di partenza. Come sarà il nuovo ponte? Rimarrà con la carreggiata attuale, ma in realtà si recuperano circa 70 cm di carreggiata perché ci sono i parapetti, vanno all'esterno dell'attuale banchina. Verrà sostituita l'intera banchina, 35 cm di banchina, verranno inseriti all'interno di questa banchina delle estensioni, diciamo, verso sinistra, verso direzione Ponte nelle Alpi, proprio per mettere questa passerella ciclabile e pedonabile. Che era la questione principale per garantire la sicurezza sia dei pedoni che dei ciclisti. Servizio di Tiziana Bolognani, e questo è quanto. Ci rivediamo stasera con Focus alle 21:15. Grazie per aver scelto Focus TG, grazie ai nostri registi Italo Morao e Alessandro Granziera. Arrivederci stasera, buona giornata.